In cima alle rovine dell'antico Campidoglio è sta fatto un palazzo che de Verona l'è l'orgoglio. E finché io ci scapussa tra le ombre e le espressioni sulla faccia del palazzo, delle maschere e i testoni, e il core se scrioltola. Anche al sto meghin, a sentir come una volta della cusina il profumin. Proprio dentro a sto palazzo, emblema dell'epoca che fu, c'è un esempio di gaiarda e promettente gioventù. È il ristorante Maffei, è il più chic della città, un miscuglio di lusso, tradizione e modernità. Non sapevamo de preciso quando nasce sto locale, ma sapevamo con certezza che sta gestito ben e mal. Dopo 1000 peripessie, i gambaretto a rilevar, scoprendo una passione che comincia a coltivar. Dopo qualche anno, della famiglia il buteletto, il manda fuori a tutti, con eleganza e con rispetto. El studia, el se applica, con l'incoscienza giovanile, el cerca un posto par butei, elegante e signorile. E capisce come funziona, el che dedica a se stesso e tutto ciò che il valorizza, el diventa un successo. Come la stanza tra i reperti, de Romeo e de Giulietta, dove innamorati magnacchietti, li tranquilli, senza fretta. Così, tra i resti che ha fatto grande la nostra bella città, ci sa che grande amor lì sotto nascerà, forte, come quel tra Luca e il suo lavoro, eccellenza de Verona nel coraggio e nel ristoro.